Il primo decesso del cittadino italiano, il cinquantenne Germano Mancini, comandante dei Carabinieri di Scorzè, anche se avvenuto a Cuba, accende i riflettori sul vaiolo delle scimmie, una malattia che vede aumentare di giorno in giorno il numero dei casi, nonostante si conosca dal 1970. In queste ultime ore l'ambasciata d'Italia a La Habana è in stretto contatto con le autorità del governo cubano per acquisire elementi sul tragico caso. L'autopsia ha attribuito la morte del cinquantenne a sepsi da broncopolmonite, a germe non specificato e danno multiplo di organi. Continua così a far paura l'infezione trasmessa dagli animali all'uomo. In Italia sono 714 i casi confermati, mentre sono 12 i casi nel territorio dell'Ulster Serenissima. Attorno a questi casi il tracciamento ha identificato una ventina di contatti che seguiamo e che sorvegliamo nel tempo. Secondo l'Ulster, i casi che vengono notificati sono minori rispetto a quelli reali. A questo proposito si è espresso anche il direttore dell'OMS parlando di numeri molto alti di casi sottonotificati in quanto asintomatici e proprio a queste categorie viene offerto e consigliato il vaccino. Vaccinare gli operatori sanitari che hanno a che fare con la manipolazione dei campioni dopo i prelievi, ma soprattutto quelli dei laboratori in buona sostanza che manipolano questi campioni e una serie di categorie di persone che hanno una possibilità di contatti stretti e di promiscuità elevata e ripetuta. Il vaccino contro il vaiolo è stato abolito in Italia dal 1980 e sembra che uno dei motivi per il quale sia riemersa questa malattia sia dovuto al fatto che la popolazione coperta sia soltanto il 30% contro l'80% degli anni 70, nonostante l'infezione attuale sia una sottocategoria del vaiolo umano. Questi giorni stiamo offrendo attivamente e devo dire con un ritorno importante, anche stamattina abbiamo vaccinato quasi 20 persone e c'è lista d'attesa, ci sono richieste. Quindi chi è che si sta vaccinando maggiormente? Per lo più ultra quarantenni, ultra cinquantenni. Fortunatamente i casi seguiti nell'Ulster Serenissima sono stati curati a livello ambulatoriale e sono tutti guariti in quanto la sintomatologia è meno aggressiva rispetto al vaiolo umano. L'indagine epidemiologica, il tracciamento, ma soprattutto la vaccinazione sono gli strumenti cardini per fare prevenzione.